Tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di domenica 22 settembre. Prima corsa riservata a puledri di 2 anni, 2 ritiri, Barberry OP e Brunilde, numeri 1 e 11, restano 9 lo schieramento, 2 Be Mine Joe, 3 Bering dei Greppi, 4 Bonneville Gifont, 5 Baia dei Sogni, 6 Bottoni Jet, seconda linea 7 Bolero di Poggio, 8 Brenda Pisana, 9 Blade Runner Lux, 10 Boa Vista Pax. Favori per Bonneville Gifont in chiusura, numero 4 Igor Guasti in sediolo, partenza veloci Bering dei Greppi, Bonneville e Baia dei Sogni più a largo, e Baia dei Sogni che si avvantaggia e riesce a scendere alla corda davanti a Bonneville Gifont, mentre in terza posizione è Bering dei Greppi davanti a Be Mine Joe, poi Bolero di Poggio, intanto i 200 iniziali in 15 per Baia dei Sogni che conduce a discreta andatura dopo i primi 300 metri di gara. Completamento del quarto in 36 con Baia dei Sogni che conduce, Bonneville Gifont prova ad avvicinarsi all'attacco della seconda piegata, più indietro segue Bering dei Greppi con in schiena Be Mine Joe, poi gli altri incolonnati con all'esterno soltanto Blade Runner Lux. 47 per i primi 600 di gara con Baia dei Sogni che continua a guidare, in seconda posizione a un paio di lunghezze si mantiene Bonneville Gifont che precede Bering dei Greppi, poi all'esterno l'errore intanto del numero 9 Blade Runner Lux. Numero 9 Blade Runner Lux squalificato. Intanto i primi sono per il momento ancora con buon margine di vantaggio a completamento del chilometro in 1:18 e 1. Baia dei Sogni continua a guidare, in seconda posizione Bonneville Gifont che accenna a spostare già a 500 dalla conclusione, più indietro Bering dei Greppi. Ora ha spostato con maggior decisione Bonneville Gifont, Baia dei Sogni però replica ancora con un 15,3 di parziale. Bonneville Gifont guadagna terreno comunque e a metà della piegata mette qualcosa davanti all'avversario. Numero 3 Bering dei Greppi squalificato. Intanto la squalifica per Bering dei Greppi, mentre si è avvicinato anche Be Mine Joe, più indietro c'è Bolero di Poggio, retta d'arrivo con Bonneville Gifont che passati in vantaggio e nel finale stacca per vincere davvero in maniera molto molto facile. Il secondo posto per Be Mine Joe, al terzo chiude Bolero di Poggio. 1:17,5 è un vero bel debutto davvero per Bonneville Gifont, Igor Guasti in sediolo per il training di Taldao El Mouludi. La quota è da favorita di 1,58 al totalizzatore e ha risposto davvero molto molto bene alla prima uscita in carriera Bonneville Gifont, questa figlia di Varenne e Fedora Caff, che vince davvero in maniera convincente, disinvolta. Corre bene anche Be Mine Joe ed è seconda sul traguardo, precedendo Bolero di Poggio. 4-2-7 l'ordine d'arrivo della prima Arcoveggio.